Il primo progetto interamente dedicato alle donne che fanno bene ad altre donne si chiama Io per lei ed ha già ricevuto il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto e del Comune di Castelfranco, che ne sosterrà la progettualità. Nato grazie all'associazione Protection for Kids, ONG nata nel 2019, che in queste ore si è attivata anche per raccogliere fondi a sostegno del popolo ucraino, promuovendo una raccolta di beni che ha visto proprio in Castelfranco il fulcro principale. Nel 2020 l'associazione ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di donne vittime di cyberbullismo o di reati legati alla condivisione di loro immagini sul web. Ci troviamo a fianco di questa preziosa iniziativa che andremo a supportare e che deve essere un'iniziativa che partirà da ora ma che avrà un percorso che ci vedrà come Commissione lavorare fortemente su questa tematica, una tematica che deve essere una tematica che deve sensibilizzare il nostro territorio, ahimè, su un problema che comunque è un problema purtroppo sempre presente. Accanto ad Anna Chiara Sarto, anche Alessia Masina di Anna Perin, il primo obiettivo: creare una rete di donne e fare formazione attraverso un percorso di 6 incontri basati sulla condivisione. L'ONG, che ha come missione quella del contrasto della tratta dei minori e della pedopornografia, con Io per lei ha allargato il mandato anche alle ragazze vittime di tratta in Nepal, con l'intenzione di sostenere a livello economico il centro di Cori, che dà protezione alle ragazze per un altro anno.